Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She's walking down the street, blind to every eye she meets. Do you think you'll be the guy to make the queen of the angels sigh? Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She holds her head so high, like a statue in the sky. Her arms are wicked and her legs are long. When she moves, my brain screams out this song. Sidewalk crouches at her feet, like a dog that begs for something sweet. Do you hope to make her see you? Buonasera Antonino, a te la linea. Grazie a te Natalia, buon lavoro amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1202 di oggi, mercoledì 27 maggio 2026. Avete appena ascoltato i Doors, Hello, I Love You del 1968. Vi ricordo, come sempre, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello radiolibertà.net. Fesso, chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafé di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Sammy Varin, video pillole e molto altro ancora. Radiolibertà.net is the place to be. 0292947222 quando ve lo dirò io. Invece potete già cominciare a mandarci le vostre zappe o WhatsApp al 340 670 9659. Ma adesso, implacabile come sempre, arriva lui, il direttore di Italia Oggi, Pierluigi Magnaschi, con diritto e rovescio. Vai pure Natalia. Donald Trump fa il gradasso, spara minacce che poi non mantiene, destabilizza il mondo con decisioni prive di significato. Il giudizio negativo sulla sua presidenza non è basato su motivi ideologici, almeno da parte mia, né su prevenzioni nei suoi confronti, ma si basa su dati economici, dati che sono oggettivi e inaggirabili. Le seguenti cifre dimostrano che la sua ricetta sovranista, basata sullo slogan Make USA Great Again, rendi gli Stati Uniti ancora grandi, è stata un fallimento. L'inflazione USA infatti era nell'aprile 2025 sul 2,4% e quella di oggi è salita al 3,3%. Il prezzo della benzina nello stesso periodo di tempo è aumentato del 30%. Il rapporto euro-dollaro è passato da 1,04 a 1,18, cioè ci vogliono più dollari per acquistare lo stesso numero di euro. Il PIL USA, che nel 2024 cresceva del 2,5%, si è ridotto all'1,9% nel 2025, con una stima all'ulteriore ribasso dell'1,5% di quest'anno. E anche questo è paradossale, i 200 miliardi in più incassati dagli USA per l'aumento dei dazi sono stati in effetti pagati per il 90% dagli americani stessi. Insomma, la ricetta economica di Trump è un fallimento.
Qui Parlamento. Presidente, onorevoli colleghi, con questa proposta di modifica dell'articolo 24 della Costituzione noi andiamo ad inserire un principio fondamentale, un principio in cui noi crediamo, che è quel principio che dice che la vera parte offesa è la vittima del reato, la persona che subisce il reato. Questo è una cosa in cui noi crediamo fortemente. La Lega ha sempre sostenuto che la giustizia deve stare dalla parte delle vittime, non dalla parte degli autori dei reati. Troppo spesso la vittima è la grande dimenticata. Troppo spesso la vittima di un reato diventa poi a sua volta vittima delle lungaggini burocratiche, diventa vittima delle lungaggini giudiziarie, diventa quella che poi deve espiare la pena delle lungaggini per veder risolto quello che è il caso che l'ha visto vittima di un reato. È chiaro che nella cronaca quotidiana, che soprattutto ci tocca sempre e spesso, abbiamo ad esempio le donne vittime di stalking, le violenze domestiche, denunce ignorate e processi spesso troppo lunghi per garantire una giustizia che sia equa. Anziani truffati con perdita di risparmi e poi processi lunghissimi. Esercenti, commercianti, vittime di rapine e di furti ripetuti. Familiari di vittime di omicidi stradali che restano con il dolore della perdita della persona cara e in attesa di un'infinita giustizia per il risarcimento. Se questa norma fosse esistita già in precedenza, probabilmente le vittime di questi reati avrebbero avuto soddisfazione giuridica da parte dello Stato in modo più veloce, efficace e con una maggior attenzione nei loro confronti. Questa modifica ribalta la logica. La vittima torna al centro del sistema, introduce un impegno solenne della Repubblica all'assistenza con supporto psicologico, risarcimenti certi e tempi ragionevoli. È un passo di civiltà giuridica questo. Con orgoglio possiamo dire che la Lega ha contribuito in maggioranza a portare avanti questo testo che unisce forze politiche diverse su un principio di buonsenso. Le prospettive future. La norma costituzionale è importante, ma ahimè sappiamo tutti non basta a risolvere da sola il problema. Serviranno poi le leggi attuative, risorse, procedure semplificate, fondi per i risarcimenti e una giustizia più veloce. Come Lega saremo vigili sul fatto che questi principi, questi valori inseriti in Costituzione trovino poi l'attuazione nella pratica reale per i nostri cittadini. Vedete, noi scriviamo la Costituzione oggi che finalmente sta dalla parte delle vittime dei reati. Non è sempre scontato questo principio, non è un principio sempre presente nella nostra giurisdizione e lo vediamo anche su sollecitazione di quella che è poi la Corte Europea, l'Unione Europea, dove in realtà questo principio ci viene sollecitato e, fra virgolette, è già applicato, nel senso che viene inserita quella parte, diciamo, che fa parte poi del reato, che non deve essere sicuramente il protagonista dell'azione dello Stato, ma deve essere considerato dallo Stato come parte in causa, come parte offesa, come parte a cui lo Stato deve dare una risposta celere, deve dare una risposta sicura, deve sentirsi protetto dallo Stato, perché il principio di legalità che noi dobbiamo garantire ai nostri cittadini è il principio della convivenza civile fra le persone. Se noi non siamo in grado di proteggere le persone che sono vittime di reato, noi non riusciamo a garantire quelli che sono i principi della convivenza civile, i principi di uno Stato di diritto, di uno Stato civile. Quindi è determinante questa modifica. È vero che a volte i principi fondamentali non cambiano la vita dei cittadini dal giorno successivo, però i principi fondamentali sono quelli sui quali si basano poi
tutti gli ordinamenti successivi e le leggi ordinarie che devono tener conto di questi principi che vengono inseriti in Costituzione. Quindi ritengo che questo sia un passo importante nella direzione che noi abbiamo sempre segnato come Lega, un passo importante nella direzione di riconoscere chi è vittima di un reato. Molto spesso vediamo che il protagonista delle vittime di reato molto spesso è il criminale, e lo vediamo quando la vittima di reato addirittura ci troviamo di fronte al fatto che chi poi commette un reato addirittura chiede un risarcimento a chi ne è stato vittima. Cioè siamo veramente al cortocircuito. Noi dobbiamo pensare che è giusto che lo Stato sia lo Stato a garantire la giustizia, ma è giusto che chi subisce un reato, è giusto che chi subisce un torto abbia garanzia da parte dello Stato che quel reato venga perseguito, e questo lo prevede già il diritto, ma soprattutto abbia diritto a quelle tutele che lo vedono come parte debole, lo vedono come parte lesa, lo vedono come una vittima di ciò che lo Stato non è riuscito a fare, perché noi ricordiamo una celebre frase che pronunciò Giovanni Falcone nel suo libro Cose di Cosa Nostra, dove Falcone diceva: lo Stato uccide le persone che lo Stato non è riuscito a proteggere. Cioè il diritto va garantito dallo Stato, e ovviamente per garantire il diritto, all'interno della garanzia del diritto ci deve essere anche la garanzia delle persone che, ahimè, subiscono un reato che magari non si è riusciti a prevenire, subiscono un reato che non si è riusciti a fermare, ma proprio per questo queste persone devono essere tutelate. Noi come Lega Salvini Premier, noi saremo sempre dalla parte delle vittime, saremo sempre dalla parte di chi subisce un torto, e saremo sempre dalla parte di chi ritiene che chi delinque non debba avere diritti maggiori rispetto a chi viene offeso con le condotte di persone che si macchiano di reati. Per tutti questi motivi annuncio il voto favorevole del Movimento Lega Salvini Premier per la tutela delle vittime e non dei criminali. Grazie. Qui Parlamento. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Stanno arrivando gli invitati, c'è un party da impiegati laggiù alla Scala C. Scusi, ho portato anche due amici, colleghi di altri uffici dell'amministrazione. Guardi, ho portato una bottiglia, ma anche la famiglia, mia moglie e tre tanfan.
Venga per me terra ragioniera, che almen per questa sera la stringa con passione. L'impiega tango contro il buffet, ora la stringo. Questo è un ballo orario continuato, questo è un tango da impiegato, non ti devi mai fermare. Questo è un tango a triplo straordinario, per scordare lo scenario doppie copie borderò. Balliamo insieme. L'impiega tango sopra il parquet, lo striscio è lungo. Questo è un tango che a danzarti invita, con l'inchiostro sulle dita ed un timbro sul gilet. Striscia, saltella, olè, slunga la gamba fino alle 3. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Natalia, le 18, 34 minuti e 44 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata di Zoom, il Drive Time in mezzo ai fatti numero 1202. Avete ascoltato Paolo Villaggio e Fabio Frizzi nell'Impiega Tango del 1975 dal film Fantozzi, perché parliamo dei dipendenti, di chi lavora appunto come dipendente in questo paese. Purtroppo la sua salute non è messa assolutamente bene. In questi giorni è stata pubblicata una ricerca della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, secondo la quale, pensate, 9 persone su 10 tornano a casa esauste, oltre l'82% si sente sotto pressione, quasi un lavoratore su 2 soffre di disturbi del sonno, tutte condizioni che hanno favorito la crescita degli infortuni in itinere, cioè andando o tornando dal lavoro negli ultimi anni. Questi dati sono stati presentati in occasione, tra l'altro, della conferenza stampa di presentazione del Festival del Lavoro 2026, che si è tenuta a Roma dal 21 al 23 di maggio. Io ho il piacere di avere come gradita ospite stasera la dottoressa Ester Dini, responsabile ufficio studi, Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, che ci racconta che cos'altro devono temere i lavoratori italiani. Vai pure Natalia, grazie. E allora la mia gradita ospite di questa sera è la dottoressa Ester Dini, responsabile dell'ufficio studi Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, che ringrazio del suo tempo e della sua cortesia. Buonasera dottoressa. Buonasera e grazie a voi dell'invito. Si figuri. Senta, io ho qui l'avviso appunto della conferenza stampa di presentazione del Festival del Lavoro 2026 che si è tenuta il 20 maggio scorso. La cosa più interessante è questa: voi avete presentato, a cura appunto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, una ricerca salute e benessere nella trasformazione del lavoro, evoluzione dei rischi e nuove sfide. E i numeri che ne vengono fuori, insomma, dicono che i lavoratori italiani non stanno assolutamente bene, cioè lavorare, si dice, la battuta è fai quello che ami e non ti sembrerà di aver lavorato mai in tutta la tua vita. Invece gli italiani evidentemente provano un sacco di stress, tant'è vero che 9 lavoratori su 10 tornano a casa esausti, oltre l'82% si sentono sotto pressione e questo favorisce gli infortuni. Mamma mia, che quadro desolante, dottoressa. Che altro è emerso da questa vostra ricerca? Allora, iniziamo con il dire sì, sicuramente c'è qualche problema al lavoro, probabilmente perché gli italiani non tutti riescono a fare il lavoro che amano, ma anche se lo facessero probabilmente ciò non basterebbe. Allora, io parto dall'ultima dato che lei diceva, no? Aumentano anche gli infortuni. In realtà fortunatamente negli ultimi anni noi abbiamo avuto una riduzione degli infortuni che avvengono nel luogo di lavoro e questo è un po' il dato da cui noi siamo partiti, nel senso che c'è una maggiore attenzione, c'è stata anche una normativa che è migliorata da questo punto di
di vista e malgrado il gran parlare che se ne fa, in realtà nei contesti di lavoro il fenomeno infortunistico è diminuito. Di contro però invece abbiamo registrato un incremento davvero esponenziale in quello che è il tragitto dal lavoro alla propria abitazione. Pensi soltanto che negli ultimi 2 anni l'incremento è stato quasi del 9%. Qui avviene circa il 25% degli infortuni, ma oltre 1/3 di quelli mortali, perché chiaramente quando c'è il coinvolgimento di una vettura, di un motorino, di altro, poi il rischio, ecco, che le conseguenze siano gravi è molto più alto. E quindi abbiamo un po' cercato di capire, no? Di indagare questo fenomeno, perché il lavoro in azienda è più sicuro, però al tempo stesso in realtà, come dire, il rischio si sposta sulla strada, no? Si sposta sul trasferimento, e qui c'è purtroppo una incidenza forte di quella che sono le modalità organizzative, di come è cambiato il lavoro negli ultimi anni, con fenomeni anche nuovi di cui lei appunto iniziava a dare qualche elemento. Allora, non sempre, naturalmente non si torna sempre a casa stressati, però quello 90% ci dice che sperimenta questa sensazione di grande affaticamento. È la metà però dei lavoratori italiani, intorno al 50%, che ci dice che questa sensazione è molto frequente, che capita più volte la settimana. Quest'altro dato che richiamava il fatto che il 46% soffra di disturbi del sonno, e di questi circa la metà, il 23% dei lavoratori italiani, ci dice che dorme male una o più volte alla settimana, quindi un qualcosa che inizia a spostarsi, no? Dall'elemento episodico a diventare un vero e proprio disturbo fisiologico, disturbo proprio che poi alimenta quei fattori di disattenzione, distrazione, di frenesia che rischiano di diventare letali in anche alla guida di un'autovettura. E addirittura poi abbiamo che circa il 13% soffre di ansia, quindi anche questo è un altro dato. Peraltro non sono indagini, non sono sondaggi, ma i dati che noi abbiamo ricavato sono frutto di una grande indagine a livello europeo che ogni 5 anni viene promossa dalla Commissione europea, quindi voglio dire sono dati accurati da questo punto di vista e non finalizzati a generare sensazionalismo. Quindi sì, c'è una condizione sicuramente lavorativa che non aiuta il benessere, la tranquillità e la stabilità, chiamiamola psicofisica, dei lavoratori italiani. Dottoressa, senta, ma questo può essere anche dovuto al fatto che in fondo il lavoro è cambiato rispetto a come poteva essere un tempo. Cioè un tempo uno si facevano alle 17, arrivava, timbrava il cartellino, prendeva la macchina, andava a casa. Cioè il lavoro restava nella sede di lavoro. Oggi invece io ho questo smartphone qui in mano, arrivo a casa, magari un collega mi dice vedi che però domattina dobbiamo fare quest'altra cosa, oppure il capo manda un messaggio ti sei dimenticato questo e magari ti rimprovera pure, eccetera eccetera eccetera. Quanto influisce sulla psiche di chi lavora? Perché vuol dire che il lavoro ormai non lo lasciamo più nella sua sede, ma praticamente noi è come se vivessimo costantemente in ufficio. Allora, guardi, in realtà questo è sicuramente un fattore determinante, c'è proprio stato uno sconfinamento dei tempi e degli spazi del lavoro. Diciamo, noi abbiamo un po' cercato anche nella ricerca di mettere in luce tutte quelle che sono le cattive prassi, no, che ciò comporta, quindi non solo il cellulare e il fatto che siamo perennemente connessi, perennemente collegati, ma anche carichi spesso di lavoro eccessivi. Diciamo che dopo il Covid lo sviluppo delle tecnologie ha comportato anche
maggiori disfunzionalità e disorganizzazione all'interno delle aziende. Le tecnologie non sono state soltanto un fattore di semplificazione e questo è uno degli aspetti che ad esempio i lavoratori segnalano con maggiore frequenza, carichi di lavoro che arrivano improvvisamente, per cui molti sono costretti a smaltire il lavoro anche durante il weekend, capita anche durante gli orari notturni. E quello però a cui assistiamo è come appunto se da un lato i tempi si dilatano e quindi esondano da quello che era il classico orario di lavoro, d'altro canto tutta quell'enfasi che era stata messa anche durante l'emergenza Covid, la diffusione dello smart working, il lavoro da casa, la maggiore flessibilità dei lavoratori non ha invece trovato riscontro poi nei comportamenti delle aziende degli ultimi anni, cioè a fronte di una flessibilità che viene richiesta ai lavoratori non si riscontrano poi forti miglioramenti sul fronte della flessibilità di cui hanno bisogno i lavoratori, che non è semplicemente il dare più spazio alla vita privata, ma sappiamo bene come nasca da delle esigenze che sono sempre più di conciliazione, anche di impegni, di carichi familiari che malgrado non si facciano in Italia più figli, in realtà sono diventati sempre più gravosi, perché il carico di cura che tanti lavoratori hanno in ambito domestico è oggi rappresentato da magari tanti genitori anziani, rappresentato da quel fenomeno, no, di invecchiamento e di longevità che grava e tanto sulle famiglie italiane, grava e tanto sui lavoratori, in particolare modo sulle donne. E non è un caso infatti che le donne sono quelle che i dati ci dicono soffrono maggiormente di disturbi di ansia, ce lo dice il 20% quasi delle lavoratrici, disturbi del sonno e anche stress da lavoro. Ecco, e questo è certamente da sottolineare, oltre al fatto che in Italia si mantiene ancora un disgustoso gap per quanto riguarda gli stipendi tra l'uomo e la donna, il divario di stipendio tra l'uomo e la donna. Quando è che arriveremo a pareggio, secondo lei? Ma guardi, il pareggio saremo in qualche modo costretti ad arrivarci, anche perché c'è un'emergenza occupazione che è crescente ed è dato dalla carenza di offerta di lavoro, di persone disposte a lavorare. Sappiamo che ce ne sono tante di donne che non si presentano sul mercato, non si offrono, non intendono lavorare, e questo anche magari per le basse retribuzioni che non sono in grado di compensare i costi che le stesse dovrebbero magari sostenere prendendo una badante, prendendo una babysitter o non occupandosi direttamente dell'assistenza delle persone di cui hanno bisogno. E questo fattore è cresciuto tanto, la motivazione, il fatto che le donne non lavorano proprio per il carico di cura, che è stato, che i dati mostrano anche Istat, è crescente negli ultimi anni. Credo che però il fatto che oggi il lavoro, no, l'offerta, i lavoratori siano diventati una risorsa scarsa dovrà portare prima o poi le aziende anche a rivedere politiche retributive e condizioni di ingaggio. Da questo punto di vista negli ultimi anni abbiamo sicuramente registrato dei movimenti interessanti sul fronte delle retribuzioni giovanili, quindi c'è una tendenza alla crescita che, se non è proprio il recupero del gap che storicamente abbiamo nel paese e che abbiamo anche rispetto agli altri paesi, evidenzia però dei segnali di miglioramento. Ecco. Oggi c'è una competizione internazionale sui giovani che escono dalle università, lo sappiamo bene perché conosciamo la propensione dei nostri ad andare all'estero. Ecco, questo sta naturalmente innescando anche politiche differenti da parte delle aziende, volte appunto ad essere più attrattive anche sotto il profilo retributivo. E speriamo che di questo si avvantaggino soprattutto le giovani che si presentano
sul mercato e che si creino spazi di recupero per tutta quella potenziale forza lavoro femminile di età che si trova in quell'età intermedia tra i 40 e i 50 anni, sulla quale appunto grava maggiormente il carico di cura e che oggi tende ad essere più lontana dal mercato, a non cercare lavoro proprio perché la remunerazione che riceverebbe non sarebbe in grado di essere sufficiente a pagare i costi che si necessitano per i servizi di cura. Dottoressa, so che l'orologio ci corre appresso e quindi il mio ringraziamento è doppio per la pazienza. C'è una cosa inquietante che io trovo nella vostra ricerca, gliela leggo. Secondo l'indagine Eurofound, quasi 3 lavoratori su 10 dichiarano di essere sottoposti a forme di monitoraggio tramite software o altre tecnologie digitali, il 17,9% in misura significativa e il 12,6% in misura più limitata. Ora io vorrei ricordare, lei è troppo giovane per ricordarlo, di quando nel 71 alla Fiat scoppiò uno scandalo perché venne fuori che erano stati schedati qualcosa come 8.000 lavoratori tra Mirafiori, Lingotto e così via. Tra le particolarità, nei vari fascicoli venivano annotati se andavano a messa, per chi votavano, che vita conducevano, se erano sposati, eccetera, eccetera. Oggi invece lo spione digitale ti scheda per che cosa? Per controllare la distribuzione dei carichi di lavoro, per controllare magari il numero di clienti che vengono soddisfatti, per controllare fondamentalmente in un'ottica di crescente produttività, miglioramento organizzativo e via dicendo, tanti aspetti del lavoro che individualmente viene svolto. Insomma, pensiamo ai casi più eclatanti in Amazon o in tante realtà che hanno fatto della tecnologia, in particolar modo dell'intelligenza artificiale, un fattore organizzativo centrale. E naturalmente questo finisce poi per incidere direttamente su tutte quelle condizioni che dicevamo prima, no? Su un tema di benessere, su un tema quindi di stress naturalmente psicofisico che ricade totalmente sul lavoratore. E poi sicuramente sono tutti questi fattori che con lo sviluppo tecnologico che abbiamo di fronte sono destinati a crescere. Un altro elemento che abbiamo evidenziato è come anche chi utilizza attivamente l'intelligenza artificiale, quindi i lavoratori che le utilizzano per farsi supportare in attività di analisi, di stesura di testi, di produzione di video e via dicendo, tendono ad esempio da un lato a elevare naturalmente i loro livelli di performance individuale, però al tempo stesso a svolgere sempre più il loro lavoro in un'autonomia crescente, con una velocità crescente, isolandosi completamente da quello che è il contesto collaborativo. Ecco, se c'è un aspetto da tenere sotto controllo è abbastanza inquietante, proprio pensando al lavoro, come nasce il lavoro, come si è sempre sviluppato il lavoro, è proprio questa tendenza da un lato all'autonomia, diventano tutti più forti, più produttivi, più efficienti, dall'altro però lo sgretolamento delle relazioni, sia di tipo verticale con i collaboratori, con i superiori, ma anche di scambio con altri colleghi che insomma hanno rappresentato, almeno per le nostre generazioni, da sempre veramente uno degli elementi fondamentali del lavoro, un valore del lavoro, quello che ti dà identità perché sei anche riconosciuto dagli altri, dai tuoi pari, da chi sta sopra e da chi sta sotto, dai tuoi collaboratori. Quindi sicuramente diciamo gli aspetti su cui saremo chiamati a ripensare proprio il senso e il significato del lavoro con il diffondersi delle nuove tecnologie sono davvero tantissimi. Senta, per finire, se lei fosse il ministro del lavoro, quale sarebbe il primo provvedimento che adotterebbe dopo aver letto il vostro report? È complicato e fortunatamente
sicuramente noi facciamo appunto un lavoro di ricerca che da questo punto di vista, diciamo, è molto più facile. Poi prendere decisioni sui dati e interventi naturalmente ha una complessità infinita. Credo che diciamo, i miglioramenti che ci sono stati negli ultimi anni sulla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro sono evidenti e sono stati importanti. Penso anche in particolare a alcuni settori come il settore edile, la cantieristica e via dicendo. Sicuramente occorre, diciamo, promuovere degli interventi che guardino anche ad aspetti che ancora non hanno un pieno riconoscimento giuridico e formale, com'è tutto questo mondo diciamo disturbi legati ad ambiti di carattere più psicofisico che iniziano appunto ad avere una rilevanza crescente in termini di platea e il numero di lavoratori che sono coinvolti, ma ancora non hanno una piena dignità giuridica che possa, diciamo, anche stimolare una maggiore attenzione e un maggiore riconoscimento proprio nei contesti di lavoro da parte delle organizzazioni. Molto bene, la ringrazio. Ringrazio voi prima di tutto e grazie dell'invito. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. A te la linea, Antonino. Grazie Natalia, alle 18:54 minuti e 47 secondi. Grazie ancora alla dottoressa Esterdini. Apriamo il telefono alla 029294 7222 se volete essere dei nostri, ça va sans dire, oppure 340 670 9659 se avete voglia di intervenire attraverso la zappa o WhatsApp, che dir vogliasi, inerente, è vero, la trasmissione. Dunque, diamo un'occhiatina adesso alle agenzie, vediamo che cosa sta succedendo in questo nostro vasto mondo. L'ANSA apre con il Medio Oriente, la TV iraniana nella bozza alla fine del blocco USA di Hormuz e il transito ai livelli preguerra. La Casa Bianca è un'invenzione. Washington: non credete alle notizie dei media iraniani. Hamas conferma l'uccisione di Odeh, ma non cita un successore. Trump: Teheran tratta allo stremo, non siamo ancora soddisfatti. Ucraina: l'UE accelera sull'adesione di Kiev, lo stop della Lega. Il Papa: sono preoccupato per le vittime civili dell'escalation in Ucraina. Indagini in corso, un 22enne ucciso alla stazione a Milano, il padre della vittima, ho riconosciuto il capo della gang MS-13. La Guardia Civile nella sede del PSOE, Sanchez, cioè i socialisti spagnoli. Sanchez: se ci sono irregolarità agiremo, no a elezioni anticipate. Davis, tu che ci segui da Malaga, acchiappa il telefono e chiama perché voglio sentirti su sta storia a sto punto. Fammi sto regalo, dai. Per favore, ovviamente. Terra e poli, l'ondata di caldo in Europa vista dai satelliti. L'esperto: fenomeni come questo stanno diventando sempre più pericolosi, precoci probabilmente. Scritto precoci, ragazzi, mi raccomando, cerchiamo di non fare troppi refusi quando scriviamo. Trovate vive 5 delle persone intrappolate in una grotta nel Laos, proseguono le ricerche degli altri 2 e poi andiamo a vedere la BBC e la BBC invece parla dell'Ebola. L'Ebola, il Congo colpito da questa esplosione improvvisa dell'Ebola si trova davanti a una catastrofica collisione di malattia e conflitto. Questo è l'avviso dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Tedros Adhanom Ghebreyesus, che è il direttore dell'OMS, dice che i combattimenti nel Congo stanno rovinando i tentativi di fermare la diffusione di questa malattia. Anche questo è qualcosa che lascia abbastanza preoccupati. Andiamo a vedere Iran International. Iran International che
apre con appunto le smentite. Cosa è successo questo pomeriggio? È successo che la Casa Bianca ha rigettato appunto le dichiarazioni della TV di Stato iraniana su una possibile bozza d'accordo Iran-Stati Uniti, dicendo che sono complete balle, anche se i funzionari iraniani hanno parlato di un accordo su Hormuz, sulle sanzioni e sui limiti nucleari. Tra l'altro Trump dice che l'Iran vuole l'accordo, ma i colloqui non hanno ancora raggiunto i risultati, dice Iran International. Il presidente Trump ha dichiarato che in Iran è molto probabilmente prossimo il raggiungimento di un accordo con gli Stati Uniti, ma i colloqui ancora non hanno prodotto un risultato in questo senso. Parlando a una riunione del governo alla Casa Bianca, Trump ha anche detto che Washington non è contenta dell'attuale stato dei negoziati con Teheran. In una intervista a parte con la PBS, Trump ha detto che Teheran non riceverà alcuna concessione né tantomeno alcun allentamento delle sanzioni in cambio della consegna del suo uranio altamente arricchito. Ha anche detto che tali accordi non includeranno l'allentamento delle sanzioni. Altra cosa, sempre l'agenzia Fars, questa invece è l'agenzia vicina ai Pasdaran, dice che il presidente Trump potrebbe annunciare unilateralmente nelle prossime ore che è stato raggiunto un accordo con gli Stati Uniti e la Repubblica Islamica. La Fars ha descritto tale mossa come un tentativo di applicare della pressione e indirizzare l'opinione pubblica, mentre invece le dispute che sono ancora sul tavolo non sono ancora pienamente risolte. Un membro del team negoziale iraniano ha detto alla Fars che alcuni temi non sono ancora risolti e che non ci sarà alcun accordo fino a quando tutte le questioni sollevate dalla Repubblica Islamica non verranno risolte. La fonte dice pure che Teheran annuncerà formalmente il risultato se si arriverà effettivamente a un accordo. Insomma, come vedete, qua siamo ancora in alto mare, il blocco di Hormuz tiene, gli iraniani dicono di aver autorizzato comunque il transito di una trentina di navi, almeno fino ad ora. Sono le 19, pausa e poi ci sentiamo i Kraftwerk Autobahn del 1974, perché tra non molto arriva lui, Roberto Giardina, perché a Berlino che tempo fa? A Berlino tutto bene, a tra poco. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net.
Die Sonne scheint mit Glitzerstrahlen. te la linea, Antonino. Grazie Natalia, alle 19, 4 minuti e 47 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Avete appena ascoltato i Kraftwerk con Autobahn del 1974 in questa puntata numero 1202 di oggi, 27 di maggio, è l'anno del Signore 2026, mercoledì. E allora con i Kraftwerk di che cosa possiamo parlare se non di Germania, Italia e Europa? E chi ce la racconta? Ce la racconta ancora una volta l'immenso Roberto Giardina con la sua bellissima rubrica A Berlino tutto bene. Di che cosa parliamo stasera? Della retrocessione del Wolfsburg, che a differenza della Vibonese non si è salvato ed è andato in Serie B. Perché? Perché è la squadra della città della Volkswagen e abbiamo molto da dire anche su quella, sui carri armati e su molte altre cose ancora. State a sentire che cosa ci siamo detti. Vai pure Natalia. Va ora in onda A Berlino tutto bene, Germania, Italia ed Europa nelle parole di Roberto Giardina. A Berlino che giorno è? A Berlino che giorno è? A Berlino che giorno è? E allora, seconda puntata del nostro appuntamento con Roberto Giardina, che è il padrone di casa di questo pezzo di Zoom, appunto. A Berlino tutto bene. Allora, caro Roberto, intanto prima di cominciare però col tema di oggi, che tempo fa a Berlino? Fa caldo? Perché qui in Italia è caldo porco all'improvviso, e da voi? Fa caldo anche a Berlino, dicono che è eccezionale, però io ricordo che a Berlino il tempo cambia da un'ora all'altra perché siamo in un'enorme pianura, da una parte finisce in Siberia, dall'altra finisce nel Baltico. Secondo da dove soffia il vento fa caldo, un'ora dopo fa freddo, e poi bisogna anche sapere che la Siberia d'estate è calda, è un deserto di sabbia, di fango, insomma, quindi non è mai prevedibile. Insomma, un ottimo posto per piantarci i gulag. Stalin se l'era scelti veramente a puntino, se l'era scelti. Sì. Pensa che Adenauer non gli piaceva il Berlino, e lui era un renano, era meridionale secondo i tedeschi, veniva da vicino Colonia, e diceva che a Berlino già sentiva il vento della Siberia, quindi poi esagerava, però non gli piaceva. Beh, non lo vedo tanto lontano dalla verità. Senti, qua ci voleva la sigletta, quella di 90° minuto, per introdurre il tema di stasera, perché apparentemente sembra una cosa che potrebbe pure far ridere, ma in realtà è una cosa molto seria. Per cui, citando la buonanima dell'immenso Paolo Valenti,
Amici sportivi, buonasera. Ecco, noi andiamo adesso a Wolfsburg, dove la locale squadra di calcio, a differenza della Vibonese, non si è salvata e si sta mettendo nei guai. Che sta succedendo? Dico, Wolfsburg è la città della Volkswagen, la squadra di casa è paragonabile alla Juventus. Però c'è naturalmente i paragoni sono fino a un certo punto, e il Wolfsburg non ha mai vinto uno scudetto come la Juventus, però è stata una buona squadra, ha messo in difficoltà anche il Bayern di Monaco del mitico Beckenbauer, quindi era un'ottima squadra. Invece quest'anno per la prima volta nella storia è finita in Serie B, e in Germania le ultime due vengono subito retrocessi, la terzultima fa uno spareggio con la terza della Serie B e ha vinto il Paderborn. Paderborn è una cittadina a 200 km da Wolfsburg, quindi è stato, diciamo, un derby del nord. Si trova Rhein-Westfalia è al nord, e a contrario che in Italia, in Germania il sud è più ricco e il nord più povero, quindi anche le squadre del nord se la passano male, e quindi la Wolfsburg, la squadra della Volkswagen che va in Serie B, è stato uno shock per i tedeschi, una triste notizia anche per quelli che non fanno il tifo per la squadra che ha le maglie nero-verdi, oppure anche per quelli che non hanno mai guidato mai una macchina della Volkswagen, perché la Volkswagen è un mito tedesco, fa parte della storia tedesca, e il fatto che la squadra in questa casa automobilistica finisca in Serie B è un triste presagio, come se la Juventus fosse retrocessa perdendo sul campo e non per brogli sportivi come avvenne anni fa, insomma, quindi diciamo è una triste notizia. Ecco, però oltre a questo diciamo che c'è pure un bel problema per quanto riguarda invece la fabbrica, perché non è in difficoltà soltanto la squadra, ma è in difficoltà anche la Volkswagen. Tu parlavi anche del fatto che la Volkswagen anche a livello di immigrazione comincia ad avere dei problemi, dopo che storicamente è stata un attrattore potente di italiani. Io per esempio avevo un compagno in collegio più di 20 anni fa che era nato in Germania, lui era di Barcellona Pozzo di Gotto, provincia di Messina. Ecco, sai che lavoro faceva suo padre alla catena di montaggio della Volkswagen? Avvitava le antenne della radio sui maggiolini. Io negli anni 60 ero apprendista, cioè praticante come cronista a Torino, e vedevo arrivare ogni giorno al mattino almeno 1000 immigrati del nostro sud, dalla Calabria, dalla mia Sicilia, per lavorare alla Fiat. Però all'epoca, appunto, come dicevi, bastava girare un cacciavite e si poteva lavorare a una catena di montaggio. Adesso gli immigrati che arrivano in Germania non riescono a lavorare in una fabbrica moderna, perché ho visto le catene di montaggio che sono poi delle isole adesso della BMW, ed erano tutti giovani, camice bianco, che lavoravano col computer, col laptop, col computer in mano per collaborare con i robot. Quindi bisogna sapere un po' di inglese, sapere usare un computer, non si può lavorare da un giorno all'altro in una fabbrica moderna, quindi è già diversa la storia di ormai 60 anni fa con quella di oggi. E naturalmente i lavoratori italiani sono stati i primi ad arrivare in Germania, poi sono arrivati gli spagnoli e infine i turchi. Hanno collaborato al miracolo economico tedesco e diciamo hanno anche cambiato l'immagine della Germania. Immagino. Senti, ma Volkswagen, no? Qualche tempo fa leggevo divertito un tuo pezzo sui Vrustel, addirittura prodotti dalla Volkswagen. Ma che sta succedendo a questa casa automobilistica? Ma diciamo, questo Vrustel che dici tu è un Vrustel super gigante, io non l'ho mai mangiato, ma insomma penso che sia una bomba calorica e di colesterolo terrificante, però è il piatto preferito alle mense della Volkswagen. Diciamo che la Volkswagen è in crisi come tutte le case automobilistiche tedesche, perché hanno sbagliato anche politica, hanno puntato per causa dei verdi sulle auto elettriche, ma i tedeschi non le vogliono, cioè una minoranza le vuole, perché fa freddo, una batteria tedesca dura al massimo a 700 km, d'inverno quando il termometro scende a 10 sotto zero le fai
meno di 500, diciamo, quindi dopo 300 devi cercare se viaggi in autostrada devi trovare una pallina per caricare la batteria, e quindi perdi tempo e non ne vuole nessuno. Le macchine cinesi elettriche sono migliori di quelle tedesche, come mettono gli stessi capi della Mercedes, della Volkswagen, della BMW, e costano la metà, e quindi il gioco è già perduto. E quindi la Volkswagen l'ultimo anno, nel 2025, ha visto dimezzati i suoi utili. La Porsche, che fa parte della Volkswagen, ha avuto gli utili azzerati, e in crisi anche l'Audi, che è sempre fa parte della Volkswagen, e quindi si pensa di chiudere 4 stabilimenti su 10 che si trovano in Germania, e si pensa o che verranno prese dai cinesi per costruire le loro auto in Germania con lavoratori tedeschi, almeno questo salva i disoccupati, oppure si torneranno a fare carri armati in previsione di una possibile minaccia della Russia di Putin. E questo è un altro triste presagio, perché si torna al passato. Certo, mi sembra abbastanza chiaro, anche perché mettersi a costruire di nuovo Panzer e Schwimmwagen per l'esercito tedesco, insomma, non mi sembra di buon augurio. Ma d'altronde, sai, io in questi giorni leggevo l'Economist, Roberto, e c'era un pezzo interessante a proposito della collocazione dell'Europa all'interno della NATO. Il titolo del pezzo è: lavora sul matrimonio, lavora per mettere a posto il tuo matrimonio, ma prepara il divorzio. Cioè, il vero problema, dice l'Economist, è che l'Europa per il momento non ha un piano B nel caso in cui gli americani decidessero di fare fagotto, tant'è vero che ieri si è parlato addirittura di una riduzione dei bombardieri, una riduzione dei soldati. Tra l'altro ti volevo chiedere, sti 5.000 soldati che dovrebbero arrivare in Polonia annunciati da Trump, li tolgono alle caserme tedesche o li mandano o arrivano dagli Stati Uniti? Cioè, anche qui, no? La Germania, e questa è più o meno l'analisi dell'Economist, giocoforza avrebbe la capacità di essere naturali terracapo di questa nuova alleanza europea, solo che però il problema è che A, siamo dei pigmei, e B, la filiera europea di produzione delle armi non ha né la varietà né tantomeno i numeri che è in grado di fare l'America, per cui noi alla fine continueremo lo stesso a dipendere dagli americani. Cioè, questi ci lasciano in braccio a Putin, e poi che si fa? No, appunto, perché non si sa se i 5.000 vengono dalla Germania oppure saranno altri 5 che arriveranno dagli Stati Uniti, non è chiaro, però certamente Trump si sta un po' allontanando, non ama tanto l'Europa, da cui poi proviene. Suo nonno era un tedesco della Baviera, ma lui nella sua biografia anni fa scrisse che veniva dalla Danimarca perché si vergognava di essere tedesco, oppure pensava di perdere voti. Insomma, i tedeschi non tutti, non sono simpatici a tutti, neanche gli americani, anche se i tedeschi in America, con origini tedesche, sono il 16%, e gli italiani, nonostante quanto pensassi anch'io, sono appena il 6%. Quindi, nonostante queste radici tedesche degli Stati Uniti, insomma, Trump ha preferito non rivelare che la sua famiglia veniva dalla Baviera. E anche quello che dicevi tu, anche il cancelliere Merz dice la Germania deve diventare la leader della NATO, ma dovrebbe spendere centinaia di miliardi per riuscirci, manca anche il tempo. Se domani, diciamo, ipotesi, dovesse scendere in campo, l'esercito tedesco potrebbe disporre appena di una divisione pronta a combattere in 24 ore. Quindi ci vogliono anni prima di guadagnare il tempo perduto. Infatti, però ciò nonostante la Germania è protagonista anche da un punto di vista militare. Un paio di settimane fa, io ricordo, è una notizia che ho dato in radio, avevo letto su Iran International, il cacciamine Fulda ha lasciato Kiel e l'ordine che gli è stato dato è di andare nel Mediterraneo orientale, pronto a infilare Suez nel caso in cui fosse necessario mandare i cacciamine a sminare Hormuz. Noi ne abbiamo già spediti 2 nel Mar Rosso,
Mi pare che qui però, scusa il termine, ma è un gioco che probabilmente conosci pure tu, visto che è un'espressione sicula. Qui mi pare che tra alleati stiamo giocando a fotti compagno, cioè a chi arriva primo rispetto all'altro a piantare la bandierina nello stretto di Hormuz. Tanto Trump non ci darà niente lo stesso. E i tedeschi in tutto ciò che fanno? Che vogliono fare? Sono avuto, come fai capire tu, sono mosse simboliche, tanto per dire ci siamo anche noi, e quindi poi in realtà diciamo, la NATO senza i paesi della NATO europei non sono coordinati. Io ho fatto il militare solo 10 giorni, poi mi hanno congedato, per fortuna loro, perché avevo già una figlia, avevo 26 anni, quindi non era un diritto, ma all'epoca c'erano molti bambini, molti possibili giovani di leva, quindi hanno rinunciato a me, quindi non voglio fare l'esperto, però esistono 8 diverse munizioni, non sono neanche coordinati tra di noi, quindi se un soldato francese doveva prendere un fucile tedesco non avrebbe poi le pallottole per sparare, quindi sono cose assurde. Ci facciamo, è tutta una questione, come sempre, dico una cosa ovvia, di denaro, di produzione, di fabbriche, quindi nessuno vuole rinunciare alle proprie, quindi non riusciamo a coordinarci. I Panzer tedeschi, i Leopard sono sempre i migliori del mondo, dicono loro, e quindi però poi quanto leggo sono poco impiegati i 10 che hanno regalato i tedeschi agli ucraini in battaglia adesso contro i russi, perché basta un drone da 20.000 euro a fare fuori un carro armato che costa, nella versione con meno gadget, 25 milioni, quindi la guerra moderna è cambiata, si fa con i droni, con i missili e non più con i cacci. Decisamente. Sai qual è il fatto? È che questi leader parlano tutti di militarizzazione, parlano tutti di investire sulle armi, parlano tutti di tutta sta roba qua, però com'è e come non è, non mi sembra che l'opinione pubblica li segua, tanto per cominciare. L'altra cosa che dico è, ma non è che niente la Germania tra non molto troverà una scusa per ricostituire l'idea di Gerussia per avere del gas e dell'energia a basso costo dai russi? Perché gli altarini piano piano si svelano e scopriamo che la Spagna e la Francia spendono almeno 300 milioni di euro all'anno per avere gas russo e scaldarsi durante l'inverno. Noi altri facciamo quelli più realisti del re, ma insomma che gioco stiamo giocando qui? Infatti la tendenza c'è in Germania, l'opinione pubblica dice perché dobbiamo fare sacrifici poi anche inutili, perché poi diciamo che il tedesco medio legge un po' di più degli italiani, è ben informato e qualcosa capisce. Se quando per esempio Merz dice l'Ucraina può entrare nell'Unione Europea in una associazione light, leggera, come una Coca-Cola senza calorie, non ha senso, perché quando entra in un patto militare. Tutti fingono di dimenticare che l'Unione Europea è anche un patto militare, così in teoria, poi di fatto non c'è un esercito. Ma entrare nell'Unione Europea è come per l'Ucraina, è come entrare nella NATO, quindi domani dovremmo essere costretti a mandare i nostri uomini, no? I nostri giovani a combattere contro i russi. I tedeschi non ci pensano nemmeno, e penso neanche gli italiani. Adesso il ministro della difesa tedesco vuole introdurre la leva obbligatoria perché nessuno si vuole più arruolare, ma i tedeschi non ci stanno. Già se tutti cominciano a presentare domande per fare il servizio civile, in teoria così hanno messo le mani avanti, e secondo i sondaggi il 65% dei tedeschi non è pronto a difendere la patria se domani i russi attaccassero di nuovo la Germania. Dicono meglio vivi, meglio rossi che morti. Quindi no, questo eroismo tedesco, tedeschi pronti sempre a combattere, appartiene a un lontano passato, per fortuna. Insomma, è finito il tempo del militarismo tedesco. Senti, in tutto ciò parliamo un pochettino della situazione politica. Giusto ieri leggevo il tuo pezzo da Berlino su Italia Oggi, dove parlavi come si dice, del fatto che AfD
è sempre più avanti. Mi pare che qui stiamo per arrivare a fare praticamente, non dico il governo, ma diventare una compagine importantissima dentro il Parlamento tedesco. Già, in base ai sondaggi, che poi in Germania sono abbastanza fedeli, insomma, sbagliano forse di un punto, ma non sono mai completamente diversi da quei risultati reali. Si torna a votare in 4 regioni tedesche. Le regioni tedesche sono veri stati, perché la Germania è uno stato federale come gli Stati Uniti, e quindi si vota in 2 Länder, due regioni anche dell'ex Germania Est, e in uno che è la Sassonia-Anhalt, che è la regione che sta a nord-ovest di Berlino. Proprio io in macchina in mezz'ora sono già in questa regione, e il 6 settembre, secondo le previsioni, l'AfD, il partito dell'estrema destra, toccherebbe il 41%. Quindi sembra lontano dalla maggioranza assoluta, ma in realtà, siccome ci sono degli altri partiti, se non raggiungono il 5% non entrano neanche in Parlamento, con il 41% dei voti all'AfD mancherebbe solo un deputato regionale per conquistare la maggioranza assoluta, cioè 42 deputati su 83 che fanno parte del Parlamento della regione. Quindi la maggioranza assoluta in un Land è già un altro shock per la Germania. Sarebbe l'inizio della fine per Merz, perché è da un anno al potere ma non riesce a trovare una svolta, non riesce a guadagnare neanche lo 0,1% dei voti dell'AfD. Senti, ma c'è un partito simile all'AfD in Italia? Vannacci può essere assimilabile all'AfD? In parte sì, perché naturalmente si fa il paragone. Io vedo che in Italia molti colleghi copiano quello che dicono alcuni giornali tedeschi, cioè che l'AfD sono tutti neonazisti e razzisti. Per fortuna non è vero, perché in base sempre ai sondaggi di cui mi fido, solo il 20% è veramente estremista. Gli altri votano per dispetto, penso come avviene anche in Italia, perché sono delusi e spaventati dei pasticci che stanno combinando i 2 partiti al governo, cioè cristiano-democratici e socialdemocratici, che fanno di tutto per colpire il ceto medio con le loro proposte di riforme, con la burocrazia. Quindi i posti perduti, per esempio nell'industria automobilistica, non vengono più recuperati. Adesso sono già 59.000 disoccupati e sono 59.000 famiglie, e quindi questo votano per l'AfD, sempre in base alle analisi di voto, che non so come riescono a farle così velocemente. All'ultima elezione nazionale l'anno scorso 800.000 voti dei socialisti sono passati all'AfD, 700.000 dei cristiano-democratici sono passati all'AfD. Allora questi erano tutti nazisti a loro insaputa. Se prima votavano a sinistra o al centro, come la democrazia cristiana dei vecchi tempi nostri, e adesso votano per l'estrema, votano per spaventare i partiti storici e spingerli ad agire. Certo. Questo almeno spero che sia la realtà, insomma, ma penso che lo sia. Roberto, come sono state viste queste ultime elezioni dalla Germania? Venezia è molto nel cuore dei tedeschi. Sì, ecco, loro hanno qualche difficoltà a capire le nostre differenze, diciamo, regionali, paragonare Venezia a Messina o Reggio Calabria, no? Insomma, perché poi l'Italia è molto simile alla Germania. La Germania, un bavarese è molto distante da un hamburghese, come un mio palermitano da un triestino, quindi non riescono a capire. Però il fatto che la Venezia, che loro amano e considerano quasi anche loro, insomma, che sia voti a destra, li ha colpiti, ma anche, diciamo, i nostri colleghi tedeschi che lavorano a Roma cercano di spiegare anche le differenze, cioè non è che la Meloni sia proprio una neonazi, ecco, quindi diciamo, questo devo dire quello che scrivono i giornali tedeschi e quello che dicono i politici tedeschi. Per loro fino
allo shock di Trump che attacca l'Iran e consideravo la Meloni la politica più valida in Europa, naturalmente dopo i politici tedeschi, perché Macron è un fallito, se si votasse domani in Germania e in Francia non sarebbe più eletto presidente, e anche la Gran Bretagna non fa parte dell'Europa, ma Starmer, che il primo ministro britannico che è alleato di Macron e anche lui in crisi a casa sua, la Meloni sembrava ai tedeschi l'unica che riuscisse a governare con un minimo di stabilità. Mi sorprende il fatto che un governo italiano sopravviva dopo 4 anni. Erano abituati che i nostri duravano 6 mesi o un anno al massimo. Appunto, invece loro hanno sperimentato il brivido proibito delle elezioni anticipate. Bravo. Senti, ma una curiosità ferroviaria, Italo che vuole sbarcare in Germania, come lo vedono? Sono tutti entusiasti, cioè finalmente hanno un treno veloce che funziona, perché questo è anche un altro mito che tramonta, cioè i treni tedeschi sono puntuali, sono migliori di quelli italiani. In realtà questi treni veloci di ICE, che sono i nostri Italo o Frecciarossa, il 70% arriva in ritardo. Hanno per fare truccare i dati, prima i ritardi venivano calcolati dopo 3 minuti, adesso li calcolano dopo 10. Però siccome le coincidenze in Germania, che rimangono a quelle con i treni tedeschi erano perfetti, sono calcolate su 3 minuti, tu arrivi con 10 minuti di ritardo e prendi la coincidenza. Quindi il fatto che arrivino i treni italiani a Berlino è visto con entusiasmo, uso un termine forse esagerato, però un Italo è migliore di un treno ICE che arriva sempre puntuale, dove non hai una minima assistenza a bordo e costa il doppio, il triplo di un treno veloce italiano, quindi naturalmente la concorrenza italiana farebbe bene alla Deutsche Bahn e per le vie tedesche, che però adesso hanno per riformarsi, per tornare al passato, hanno preso una capa italiana, cioè un'altra desina in realtà per loro è mezzo tedesca ma è anche mezzo italiana, perché anche per guarire le ferrovie serve un'efficienza italiana. Niente da aggiungere. Senti, questa settimana cosa dobbiamo tenere d'occhio in Germania? Ma si parla che ci sia una rivolta interna nel partito di Merz, cioè la CDU unita verso il sud bavarese, due partiti differenti che sono fratelli, cercano un sostituto a Merz, perché è debole, continua a scendere nei sondaggi personali, quindi non solo è il capitano di una squadra in cui i giocatori non hanno più fiducia. Ma questa è la notizia, non credo che avvenga, perché sarebbe un'altra la missione di una sconfitta. Insomma, sta settimana a Berlino tutto bene? Un po' passi tutto bene, perché c'è bel tempo, tutti vanno ai laghi. Io in metropolitana in 20 minuti arrivo sul lago, i tedeschi ci vanno in bicicletta, io no, perché penso a sopravvivere, perché è sempre più pericoloso andare in bicicletta anche a Berlino, quindi si godono la vita e penso già alle vacanze, anche se saranno molto più care dell'anno scorso, vacanze all'estero. La copertina dello Spiegel di questa settimana è proprio sul tema vacanze, quindi vacanze fuori portata per il prezzo, quindi forse i tedeschi rimarranno a casa. Però vi racconto agli amici di Roma è invasa da turisti tedeschi, quindi mi sembra che tutto continui nonostante tutto un po' come prima. E allora a Berlino tutto bene, ci ritroviamo il 4 giugno allora, grazie. Ciao Tonino, alla prossima. Avete ascoltato A Berlino tutto bene, Germania, Italia ed Europa nelle parole di Roberto Giardina. A Berlino non penso mai si può vivere, non sogno mai
Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. Alte Keks, 7, 8, gute Nacht. Zurück zu dir, Antonino. A te la linea. Ölnakfüllen Opel Omega. Telefunken. Che cacchio mi hai detto? Scusami. Cos'era quella tua intemerata in tedesco? Pregevole, peraltro, cara Natalia. A te la linea. Ah, a te la linea, meraviglioso, grazie. Grazie, sono commosso, sto sentendo proprio quel buon odore di Opel Senator dei primi anni '80, proprio quell'automobilone lì che fabbricavano a Rüsselsheim a quel tempo. Le 19:36 minuti, anzi di 37 minuti in questo momento, avete ascoltato Modo 1, 2, 3, una filastrocca tedesca che naturalmente segue appunto a Berlino Tutto bene con il nostro Roberto Giardina, un pezzo di Eurodance molto ballato nell'estate del 1994. Per qualche minuto sono tornato indietro nel tempo, quando appunto avevamo proprio l'Omega, mi ricordo, con l'avviso sulla stanghetta dell'olio, Ölnakfüllen, aggiungere olio fino a qui, non di più, perché sennò poi dopo si incazzava l'Opel. Va bene, allora il telefono è aperto, 0292947222, se volete scriverci 340 670
9659, come sempre immenso il nostro Roberto Giardina che ci racconta come vanno le cose da quelle parti, in un paese, ma posso dirlo, mi sembra un paese molto, come potremmo dire, per usare il titolo di un famoso album dei Pink Floyd, la Germania mi sembra molto a momentary lapse of reason, cioè che abbia perso momentaneamente l'uso della ragione, abbia perso la strada, ecco, mettiamola così. Li vedo molto confusi. Soprattutto mi diverte molto il fatto che siano sbalorditi dal fatto che noi abbiamo un governo stabile e loro no. Straordinario. Pensate, quando Merz si alza la mattina, poco poco tira una botta di vento, il governo gli pencola da un lato, poco poco tira una botta dall'altro lato, il governo forse crolla e lui non può fare praticamente più nulla. E poi vi ricordate, nella puntata precedente Roberto Giardina ci ha detto una cosa veramente incredibile. Cioè, Merz, che sembrava quello che era venuto a raddrizzare tutto con una ginocchiata, ci pensava lui, spacco qua, spacco là, faccio questo, faccio quello, e però a quanto pare ora è l'uomo più ridicolizzato di tutta la Germania. Quando parla lo prendono in giro, quando parla lo deridono, quando parla, ve lo dico alla calabrese, lo chiacchierigliano, lo prendono in giro. Ecco, questo dimostra, insomma, che quando guardiamo al nostro paese noi siamo meglio di come ce la raccontiamo, siamo nettamente meglio di come ce la raccontiamo. Questo vorrei che fosse chiaro. Poi, per carità, i problemi li abbiamo pure noi, tutto ciò che volete, ma un paese che ha un governo che pencola con una minima botta di vento, ma mi spiegate dove va? Specialmente se fino a poco fa, sotto la Merkel, si vantava di essere il primo paese, e lo era, il primo paese d'Europa, la locomotiva che trainava, e noi altri appresso a loro, perché senza il nostro manifatturiero loro si possono impiccare, quindi hanno più che interesse a vedere l'Italia stabile, un'Italia che lavora, un'Italia che va avanti. Certo, adesso con questa storia del verde, questa storia dell'elettrico, insomma, queste robe qua si sono forse un po' troppo imbambolati. Non torniamo sul tema della Ferrari Luce, lo abbiamo affrontato già ieri, ma è bastato. Cosa vi posso dire di più? Vi posso dire che niente, diamo un'occhiata di nuovo alle agenzie, stavolta andiamo sull'ADN Kronos a vedere che cosa ci dice a quest'ora della sera, alle 19:40 e 38 secondi, l'ADN, Confindustria, tutti da Orsini, ecco la mappa completa del potere poltrona per poltrona, partendo dalla prima fila al fronte palco a Roma Convention Center La Nuvola era presente l'intero architrave costituzionale. In effetti la fotografia pubblicata dall'ADN ci mostra in prima fila da destra verso sinistra, per chi guarda l'immagine, Pichetto Fratini, il ministro Giorgetti, Piantedosi, la Ronzulli, quello dovrebbe essere Rixi, non vorrei sbagliarmi, la Meloni, poi abbiamo la Russa, Mattarella, Fontana, il presidente della Camera, e poi via concionando e potentando nel nostro paese. Questo è, sì, sono quelle scene in cui tu vedi il potere e non puoi non pensare, non è una mancanza di rispetto, però insomma fa pensare molto a quell'esibizione del potere con la P maiuscola, un po' grottesca, che si vede nei film di Fantozzi, insomma. Però è vero, c'era tutto l'architrave costituzionale con tutte e quattro le cariche più importanti dello Stato, per cui tanto di cappello, anche perché, voglio dire, stiamo parlando di Confindustria, stiamo parlando di una realtà che rappresenta la spina dorsale economica di questo paese, con tutti gli imprenditori, le piccole e medie imprese e così via. Se permettete, insomma, mi sembra giusta questa presenza e mi sembra giusta, insomma, doverosa per cercare un confronto tra chi lavora e chi invece si trova a governare, ad avere responsabilità della cosiddetta cosa pubblica, che peraltro il 2 giugno compirà la bellezza di 80 anni.
Voi lo sapete, io sono un suddito della famiglia Windsor, però vi confesso che il 2 giugno provo una particolare soddisfazione, perché se avesse vinto la monarchia, immaginatevi chi avremmo come re adesso. Non mi sto riferendo al re Umberto II, che era un gran signore, una persona per bene, ma immaginatevi i suoi successori, insomma, e poi ne parliamo. Il conflitto, l'ADN Kronos, Trump, l'Iran vuole l'accordo, ma ma non siamo ancora soddisfatti, non revocheremo le sanzioni. Latina, auto investe bicicletta ad Aprilia, morta 14enne alla guida del veicolo una donna di 56 anni. Un abbraccio grandissimo a questa ragazzina e alla sua famiglia e che Dio la accolga. Ebola, dottoressa italiana in rientro dal Congo, è entrata in contatto con pazienti contagiati. A Bodi, ripescaggio dell'Italia ai mondiali, non credo sia possibile e opportuno. Il ministro per lo sport e i giovani all'ADN Kronos, a margine degli Inclusion Days nella sede di Sky a Milano, penso che una nazionale come la nostra si debba qualificare sul campo. Milano rissa tra 10 persone alla stazione Certosa, morto accoltellato un 22enne. Garlasco, consulenza di Sempio, Chiara Poggi per Sempio ovviamente, Chiara Poggi non si è difesa, dinamica dell'omicidio incompatibile con i rilievi. Domani nella rassegna stampa non ne parleremo, sappiatelo. A proposito, domani c'è la dannatona perché non c'è Semmi, ci sarò io a sostituirlo per la rassegna stampa dalle 7.30 alle 9.30 e poi dalle 11 alle 11.30, perché domani è giovedì e c'è la Lega Liguria poi con l'immenso Fabrizio Graffione, con Zoom, il drive time in mezzo a Potere al Popolo. Quindi restate con noi e poi naturalmente Sava Sandirra alle 18.15 ci sarà la puntata numero 1203 di Zoom. La famiglia nel bosco, la madre sulla separazione dai figli, momento traumatico ma rimarremo in Italia. E direi che per questa sera abbiamo finito, anche perché sono le 19:44 minuti e 55 secondi. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Ci ritroviamo domani alle 7.30 del mattino sulle magiche onde di Radio Libertà. Ancora grazie, ci salutiamo con un bel pezzo del 1977 di Giorgio Bettinelli, nome caro a tutti noi vespisti, Barista. E allora barista sia. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. Barista, che vino mai portato questa sera? Io volevo del Barbera per dimenticare, non del whisky per star male. Barista, disgrazia che sei. Barista, successo, dov'è che la toilette spelta sera? Non l'avrà mica cambiata di posto, devo andarci ad ogni costo. Volevo dimenticare la sua bocca, la sua faccia, i suoi occhi, le sue spalle, quei suoi ricciolini, le sue cosce, tutto di lei. Lei mi ha detto vai via, brutta razza di puzzone. Mi ha detto così, non ti voglio, non ti ho mai voluta, sei uno sporco mantenuto. Ma adesso, barista, grazie dell'intera vita mia, vieni qui a farmi un po' di compagnia, non andartene via. Sono solo
Sono solo come un cane in mezzo al bar. Vabbè, lo so, vedo, no, che c'è pieno di gente. Mi vedo lì vecchietti che stanno giocando a ciapanò, che stanno giocando a 3-7, a traversone, tutti col naso rosso, tutti con la staffetta davanti. E la vedo anche l'ultima generazione in cerca delle prime ubriacature lì appoggiata al flipper e stanno parlando tra di loro. Stanno parlando tra di loro una lingua barista che io te ormai non la capiamo più, capito che si cambia generazione ogni 5 anni adesso. E lo so anche che i miei problemi sono delle stupidate in confronto ai problemi grossi che ci sono sulla faccia della terra. Lo so che c'è l'inquinamento, lo so che c'è il caro vita, lo so che c'è la fame in India. Cosa vuoi che sia che lei mi pianta a me, no? Succede tutti i giorni. Stavolta è successo a me, barista. Stavolta sono io quello che è stato piantato. Io sono qua a fare il cretino con te. Magari lei nel letto che mi sta dando le carezze a un altro. E io sono qua a fare il cretino con te, barista. Ma io metto 3 cucchiaini di zucchero nel caffè perché ho bisogno d'affetto, barista. Io c'ho voglia e c'ho bisogno delle carezze come i cani vantaggi, barista. Barista, portami da bere ancora perché c'ho voglia di dimenticare, capito? Io c'ho voglia di dimenticare, io non ce la faccio più, sono qua a fare il cretino con te, c'ho voglia di dimenticare, barista. Portami da bere ancora. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.